Per la riqualificazione di Marghera la strada imboccata è quella giusta, ma le istituzioni la stanno percorrendo a rilento, non solo a causa della mancanza di finanziamenti, ma anche e soprattutto per un quadro legislativo talmente complicato da rendere incerto l'esito di qualunque azione. Ne convengono il sindaco Brugnaro e il presidente della municipalità Gianfranco Bettin, che pur militando in campi politici avversi sono concordi nell'identificare la burocrazia come il principale ostacolo agli interventi da realizzare. Insieme lo hanno spiegato al presidente della commissione d'inchiesta parlamentare sulle periferie, il deputato veneziano Andrea Causin. Se noi entriamo con un privato, con il comune, con chiunque volete voi, chiunque interviene per costruire, non per demolire, è comodo demolire, te butti su, c'è un costo ma te butti su. Il punto è che per ricostruire devi cambiare delle regole che si sono stratificate come proprio regole tecniche per le bonifiche, perché non consentono a chiunque, attenzione a chiunque, di prevedere un reale costo e un tempo per ritornare su quell'investimento. Questo è il motivo del blocco. Si sa solo che costerà tanto. No, si sa che non si sa proprio cosa costerà, non solo tanto, non si sa quanto, in che se termini peggio di tempo, ancora. in termini no, di ma è costo. peggio, se io sapessi che costa tantissimo, mi faccio il mio conto e dico vabbè, te faccio fare una roba grandissima e te recuperi i soldi. Nella realtà non si sa e non si sa neanche quanto tempo ci metti per concludere sta roba qua, il procedimento. Per esempio l'abbattimento del vecchio degradato Rione Vaschetti non è completato perché burocraticamente non si è ancora riusciti a acquisire del tutto l'ultimo condominio da abbattere. La vice sindaco sa bene perché sta seguendo la cosa. L'ho trovato. Quindi L'ho trovato, l'ho contattato e in giro di qualche giorno lo sistemiamo. Il problema non è questo. No, non è quello il problema non è questo qua, il problema è ricostruire. A buttare giù, a far cine così, se un attimo, il problema è ricostruire. Butti giù i cubi, le fasce, il problema è ricostruire una società. Siamo d'accordo su tutto perché è la stessa roba. Un problema recepito da Causin, che si è impegnato ad agire in Parlamento perché vengano semplificati regolamenti e procedure. Pensiamo soltanto oggi quando, per esempio, si deve mandare via un'occupazione abusiva di una casa. Le persone o chi c'è dentro, che tra l'altro porta via il posto a uno che ne ha diritto, è sempre tutelato e la legge non riesce mai ad avere ragione. Ecco, quindi io credo che per riqualificare le periferie servono anche strumenti di legge un po' più agili e anche l'applicabilità più rapida di questi strumenti.